Nel corso di un controllo sul territorio, la Polizia Provinciale di Agrigento, al comando del tenente colonnello Salvatore Lombardo, ha sequestrato in territorio di Favara, nei pressi della via Empedocle, un'area privata di circa 1500 metri quadrati nella quale erano stati scaricati abusivamente inerti, cosiddetti sfabbricidi, ovvero macerie, calcinacci, cemento, resti di mattone e piastrelle, derivanti dalle costruzioni, demolizioni o varie ristrutturazioni. Questi materiali, pur non essendo catalogati come pericolosi, sono sempre rifiuti speciali e non possono essere abbandonati o smaltiti secondo le normali procedure ordinarie, bensì conferite a imprese autorizzate allo smaltimento o alle isole ecologiche. La Polizia Provinciale del Libero Consorzio ha successivamente informato l'autorità giudiziaria del sequestro per i provvedimenti del caso. Il controllo costante del territorio da parte della Polizia Provinciale, in genere delle forze dell'ordine, ha portato negli ultimi anni nel nostro territorio al sequestro di numerose discariche abusive, per cui bonifica il Libero Consorzio impegna annualmente somme sempre più cospicue.